Benvenute e benvenuti a Informalmente, il nuovo podcast dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto per parlare di soluzioni psicologiche ai problemi quotidiani che possiamo avere nel rapporto con noi stessi e con gli altri, di emozioni, di vita di coppia e di relazione. Ne parleremo ogni volta con professionisti esperti, con un linguaggio chiaro e in un clima informale. Siamo Fortunata Pizzoferro, E Luca Pezzullo. presidente e vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. In ogni episodio approfondiamo i momenti delicati delle nostre vite e di come la psicologia può aiutarci a superare piccole e grandi difficoltà, personali e familiari. Questo spazio è dedicato a te per imparare a navigare le sfide della quotidianità. Iniziamo questo percorso di scoperta e condivisione con la puntata di oggi. Buongiorno a tutti, siamo qui con Niccolò Targhetta, il nostro ospite, il nostro primo ospite per la prima puntata dei podcast dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. Sono Luca Pezzullo, il presidente dell'Ordine, e ho l'onore e il piacere di introdurre in questo primo incontro Niccolò Targhetta. Niccolò Targhetta è una persona o un personaggio, poi ce lo specificherà lui se preferisce essere descritto come persona o personaggio, abbastanza noto a chi segue i media dell'ordine e chi segue in generale la narrativa contemporanea, la narrativa sui social. Niccolò Targhetta è l'autore, il giovane autore padovano che sta dietro al successo di Non è successo niente, nato come una serie di post quotidiani, di piccole narrazioni, ma ce lo racconterà forse meglio lui adesso, sui social, su Facebook, e poi da lì è partita questa diffusione social molto ampia che ha portato poi a tutta una serie di successi di comunicazione di Niccolò. E noi come ordine a un certo punto abbiamo pensato di coinvolgerlo nei nostri progetti di comunicazione. Come ordine riteniamo che la comunicazione interna ed esterna sia un valore fondativo dell'azione di un'istituzione come un ordine professionale, soprattutto su tematiche come quelle psicologiche, e abbiamo sempre cercato di trovare nuovi modi, nuove partnership per arrivare alla popolazione generale, per fare diffusione e sensibilizzazione di tematiche psicologiche che fossero serie nei contenuti, solide nei contenuti, ma anche informali, che uscissero da alcuni schemi un po' classici e tradizionalisti della comunicazione istituzionale su tematiche professionali e che permettessero di andare a toccare tematiche importanti, rilevanti per la collettività, per le persone, nella loro vita quotidiana. E allora, tra le varie strategie che abbiamo provato a esplorare, ci è piaciuto provare a contattare Niccolò, per vedere se anche la strategia dei brevi racconti potesse essere un modo per veicolare contenuti e spunti di riflessione. Perché i racconti di Niccolò non sono solo divertenti, irriverenti, ma sono anche spesso densi di riflessioni psicologiche assolutamente profonde, impattanti, per cui alla fine del racconto non solo sorridi durante, ma poi ti fermi a pensare dopo. E allora ci è sembrato un veicolo adatto per provare a tematizzare diversi argomenti, diversi spunti. E quindi Niccolò, io veramente ti ringrazio anche della tua disponibilità di essere qui con noi oggi e insomma ti lascerei raccontare intanto se preferisci essere descritto come persona o personaggio. Beh, intanto ti ringrazio, io non ho mai avuto una presentazione del genere, mai, neanche nei miei sogni più sfrenati qualcuno mi aveva presentato così. E insomma, ringrazio Luca, ringrazio l'ordine perché intanto ha voluto esordire questi podcast con me e con una scelta che io ritengo alquanto bizzarra, ma insomma che mi inorgoglisce e soprattutto li ringrazio perché si sono fidati, mi sembra che sia il termine più adatto, perché come anticipavi tu, io scrivo storielle sui social che hanno un carattere spesso un pochino, è una parola che non mi piace, divisivo, ma il termine secondo me più efficace è che cercano una prospettiva diversa e spesso tagliente su alcune tematiche e decidere di collaborare con me su tematiche che richiedono
una certa delicatezza, una certa sensibilità, è secondo me un atto di fiducia che non riuscirò mai a ricambiare. Però è stata, per me è stata ed è un'esperienza molto, molto affascinante. Tu mi chiedevi persona o personaggio, sicuramente persona. È un lavoro che è come si può dire, è una presa di coscienza che c'è stata nel tempo, perché come anticipavi io scrivo sui social, in particolare su Facebook, perché è il social che più si presta alle lenzuolate di testo che io rifilo ai miei poveri lettori. E scrivendo su Facebook da tanti anni ormai, sono 5, quotidianamente mi sono scoperto a fare un tipo di ragionamento molto sano. Mi sono scoperto a capire soprattutto quello che non volevo essere più che quello che volevo essere. E questo crea qualche piccolo problema nel lungo periodo. Cioè, ho capito cosa non mi piaceva molto prima di quello che invece magari mi piaceva raccontare, mi piaceva essere all'interno di quell'ambito lì. E quello che non mi piaceva essere era un personaggio. E quindi nel tempo ho fatto una serie di scelte spesso controproducenti dal punto di vista dell'immagine, eccetera, eccetera, a partire proprio dalla prima scelta, che è stata quella di non mettere nessun tipo di foto, video, anche se illustrazione legata ai miei testi, anche se l'algoritmo l'avrebbe preferito, perché non era quel tipo di messaggio che io volevo veicolare. All'inizio per me il messaggio da veicolare era, per quello che facevo io, o ti prendi il tempo di leggerlo oppure nessun problema, passa oltre. Insomma, era ed è una pagina che richiede un investimento di tempo anche per leggere anche solo un singolo testo, che magari poi è un testo che ti fa arrabbiare, è un testo che non condividi, è un testo che non ti piace per tanti motivi, quindi, capito, oltre il danno, la beffa. Però per me è molto importante quello, è molto importante, se rimani qui dentro sai che questo è quello che ti tocca. E da questo punto di vista ho notato una trasformazione nei social. Poi a un certo punto, se io parlo troppo, sai che hai il diritto di mutarmi o di spararmi. Scegli, scegli tu come preferisci intervenire. Guarda, io sai che provo una forte empatia per tutte le persone logorroiche, perché lo sono anch'io, quindi come dire, facciamo un gruppo di automutuo aiuto tra noi e vai pure. Perfetto, perfetto. E quindi no, dicevo, per me ho scoperto che più si va avanti, più dirò una grandissima banalità, ma è vero, i social ti costringono a quel ruolo di personaggio. Cioè a un certo punto tu devi diventare quello che magari parla solo di certe cose o ne parla solo in una certa maniera o si comporta o ha solo delle tematiche che in qualche modo fa sue e ne diventa ambasciatore. E questa cosa a me turba profondamente perché io mi annoio molto in fretta di molti temi, eccetera, eccetera. La mia chiamiamola produzione letteraria per far finta di dargli una dignità, però quello che ho scritto testimonia questo perché sono libri molto diversi fra loro che trattano molte tematiche, mentre anche lì il mercato editoriale vorrebbe che tu una volta che scrivi un certo tipo di libro rimanessi lì perché giustamente il lettore rendi la vita del lettore più facile perché ti identifica in quell'ambito lì. Stessa cosa vale per i social, se tu scrivi solo di un certo tema è meglio se rimani all'interno di quell'ambito lì. Invece per me è stato importante cambiare perché ovviamente tutti quanti cambiamo nel tempo e per me è un incubo l'idea di scrivere la stessa cosa per tutta la vita. Beh, in Ho gli effetti st- tu non scrivi la stessa cosa. Infatti questo è la cosa che ci aveva colpito quando con la vicepresidente, la Fortunata Pizzoferro, avevamo iniziato a osservarti, non nel senso di stalking, ma proprio nel senso di leggere, seguire e riflettere se il tipo di tua produzione così variegata nelle tematiche toccate potesse essere un veicolo interessante. Per veicolare appunto assetti di tipo riflessione di tipo psicologico alla popolazione generale. E in effetti questa era la domanda che io volevo porti. Noi
così avviamo questo podcast, questo che abbiamo deciso di chiamare informalmente, che, come dire, già dal nome, come dire, sottolinea, evidenzia, quello che vuole essere da un lato uno stile informale nel veicolare questi contenuti e dall'altro però andandoli a focalizzare su tematiche psicologiche rilevanti. Quella che è la tua produzione, quelli che sono i feedback che ti arrivano all'interno di quello che scrivi, di quello che hai scritto anche per l'Ordine, hai notato una tensione, un'evoluzione dell'attenzione della cittadinanza, delle persone attive sui social rispetto alle tematiche psicologiche? Ci sono tematiche che ti sono state sollecitate in particolare? Beh, ho notato una cosa molto interessante. Intanto, come dicevo, non volendo mai rimanere sempre sullo stesso posto dal punto di vista letterario, la collaborazione con voi è stata molto importante, molto stimolante perché mi ha permesso di trattare dei temi che per me erano molto importanti, credo che siano molto importanti per tante persone e che richiedevano forzatamente, so che è sembra una contraddizione in termini, però richiedevano forzatamente una certa delicatezza, richiedevano forzatamente un tipo di rispetto che magari tematiche più popolari, più quotidiane, ehm, possono in qualche modo tralasciare. Io di solito vado avanti con la mazza pesante e invece in questi casi mi si richiedeva di parlare di cose che intanto erano molto personali e molto intime e io faccio banalmente, pur scrivendo quotidianamente, faccio molta fatica a parlare di cose mie, estremamente personali perché ho sempre la sensazione che parlandone in prima persona, mettendomi in prima persona all'interno della storia, finisca col perdere quelle cose, finisca per in qualche modo buttarle nel flusso e non riuscire più a recuperarle. Detto questo, sì, ho notato che i racconti per l'ordine sono fra quelli che creano, almeno dalla mia esperienza, poi che vengono più ricordati, che creano un rapporto più diretto con le persone. Quando magari sono a una presentazione, in tanti mi vengono a citare quel racconto, poi magari non essendo un racconto che ha avuto chissà quante condivisioni rispetto a qualcosa legato alla cronaca o all'attualità. Non so se è, no, non so, immagino che sia perché la gente riesce a riconoscersi in maniera più diretta e il problema è quello, e adesso apro questa parentesi e la chiudo immediatamente, te lo prometto, è che si rischia spesso parlando di queste tematiche, immagino che tu lo sappia molto meglio di me, di banalizzarle, di trasformarle in una storiella o di banalizzarle ai fini della storia, del racconto, di dargli una morale, di costruire un discorso che verte a dare delle risposte. E quando mi avete proposto questa collaborazione, una delle prime cose che vi ho detto, se ben ricordo, è che io non sono uno psicologo, io non le ho le risposte, io ho le domande perché per tanto tempo la mia collaborazione con l'ordine dei psicologi è stata di tipo clientelare e quindi io vi ho detto quello che vi posso dare è questo, cioè le domande, su cosa mi interrogo, quali sono i miei dubbi, risposte sono veramente, veramente poche, però vedo che queste domande evidentemente ce le hanno anche gli altri. Questa è una cosa che in effetti abbiamo notato, cioè sotto i post, sotto le storie si aprono tutta una serie di riflessioni, di domande, di rilanci, di condivisioni e vediamo anche grandi linee chiaramente, però che c'è un rilancio, che sembra, come tematiche psicologiche, investire trasversalmente le varie generazioni. Questo in generale come psicologi l'abbiamo visto negli ultimi anni, c'è stato un grande aumento della domanda di psicologia, del bisogno di psicologia
che adesso è diventato riconosciuto, adesso se ne può parlare più liberamente, adesso è un po' più destigmatizzato rispetto al passato. Forse il Covid, il post-Covid hanno riportato al centro l'attenzione per il benessere psicologico, per la legittimità della possibilità di dire che si sta male a volte psicologicamente, che c'è un diritto-dovere di prendersi cura di sé anche dal versante emotivo, cosa che magari 10-20 anni fa era un pochino più difficile, era un pochino più vissuta nel privato. E invece abbiamo visto dati come ad esempio la grande crescita del bonus psicologo, il grande crescita di domande. Abbiamo avuto, tanto per dare una cifra, qualcosa come quasi 400.000 domande per il bonus psicologo, a fronte di risorse che potevano coprire appena il 10% di queste richieste, quindi 40.000 persone su 400.000 persone che avevano chiesto allo Stato di aiutarli a prendersi cura del loro disagio emotivo, del loro benessere psicologico. E quindi vediamo che c'è una crescita, lo vediamo negli incontri pubblici, quando incontriamo i giovani, ma anche i meno giovani, il diritto al sostegno psicologico viene richiesto molto più esplicitamente che in passato. Quindi siamo in una fase di transizione interessante anche a livello di percezione sociale della psicologia. E tu come vedi questo aspetto? Cioè, anche tu lo noti? E una domanda che a me interessava, perché vedevo anche la tipologia di persone che come dire, che si attivavano su questi racconti che noi come ordine condividevamo, vedi una differenza nel modo di vivere, di esprimere l'interesse, il bisogno per la psicologia tra la cosiddetta generazione Z, millennials o le vecchie generazioni, la generazione X, cosiddetti baby boomers e così via? E in che modo secondo te possiamo arrivare a queste diverse generazioni? Su quali sfide esistenziali possiamo andare a, investire in termini di diffusione informativa? Ma io credo che essendo lì ben inserito all'interno del mondo dei social, credo da una parte che, per rispondere in due parti alla tua domanda, da una parte i social abbiano contribuito a questa riscoperta di una necessità di in qualche modo supporto psicologico, perché i social nati come esercizio anche edonista di esibizione di tutto quello che funziona nelle nostre vite, di tutto quello che va bene, di tutto quello che è bello, e in cui social in cui siamo sempre al meglio o cerchiamo di essere sempre al meglio delle nostre possibilità, sia dal punto di vista dell'immagine che magari rispetto a quello che scriviamo, a come commentiamo l'attualità. Dobbiamo sempre avere, io sono mi metto in prima persona, dobbiamo sempre avere in qualche modo la risposta pronta, la battuta, l'arguzia, e contemporaneamente dal punto di vista dell'immagine dobbiamo essere sempre fotogenici. Ci ha portato un po' a riflettere sul fatto che tutto questo sta bene non può essere statisticamente la norma. Cioè, a un certo punto Sì. da qualche parte male ci devi stare. Secondo me questa riflessione è iniziato, questo sospetto è diventato una certezza. Poi tu citavi il Covid che ci ha aiutato da questo punto di vista, perché ci ha chiuso tutti in casa e quindi siamo stati martellati da questa scoperta in qualche modo di una fragilità sommersa che c'è, e se ne è iniziato a parlare. Tu mi dicevi che c'è, se notavo una distinzione fra le generazioni più giovani, di cui io faccio parte, e le tue, cioè Eccola, i vecchi. andiamo a sottolineare proprio il i, viso nella piaga. i vecchi stanchi che ormai i dinosauri e non, no, la differenza secondo me c'è, è ovviamente nel fatto che per le generazioni, ma anche per la mia, andare dallo psicologo era la dichiarazione pubblica di un problema. Vado dallo psicologo perché sto male, vado dallo psicologo perché non va tutto bene. E invece le nuove generazioni, come la vedo io, vivono la pratica del rapporto con lo psicologo come qualcosa di molto più naturale, qualcosa che viene fatto non perché c'è un problema, ma magari per evitare che ce ne siano, oppure
semplicemente come buona pratica di salute mentale, come si va in palestra per stare meglio, non necessariamente per diventare dei culturisti, si fa questo tipo di percorso per mettere ordine e non ricascare poi in delle cose che magari vediamo nelle generazioni precedenti, proprio perché non c'è stato questo tipo di attenzione. Secondo me sta tutto là la differenza. Noi abbiamo ancora un po'. Io personalmente faccio ancora parte di una generazione che non viveva. Cioè, andavi dallo psicologo come andavi a fare le ripetizioni di latino. Andavi a fare le ripetizioni di latino perché c'avevi 4 in latino. C'è Mi un stai po'. raccontando la storia della mia vita Hai sostanzialmente. visto? Beh, sono, in quanto Esattamente. autore, Esattamente. Esattamente. Poi ti aggiungo che da figlio di insegnante di latino avevo gli esami a settembre tutti gli anni col 4, il che potrebbe portare qualche collega a fare delle interpretazioni in merito, insomma. sono degli squacci agghiaccianti direttamente. Assolutamente. E quindi, no, e quindi, capito, c'era questa cosa e tu andavi per risolvere il problema. Una volta che avevi di nuovo la media accettabile, basta. Invece, da come la vedo io, e mi sembra una cosa molto positiva, l'esperienza cambia per le nuove generazioni e diventa una cosa molto quotidiana, una cosa che ti permette sia in tempo, passami il termine, sia in tempo di guerra che in tempo di pace, cioè lo fai sia quando la tua vita è bombardata da immani casini che quando invece sei in una situazione non necessariamente problematica, ma vuoi fare un po' il punto della questione. E credo che da questo punto di vista le nuove generazioni per questo tipo, per questo aspetto qui ci diano una grande lezione, insomma. Guarda, credo che sia una riflessione veramente interessante perché si è andati effettivamente, questo lo notiamo anche da un osservatorio professionale, da un'evoluzione di una logica, come dire, di carenza, ho un problema, ho un deficit, una difficoltà, un disturbo, quindi lo psicologo deve aggiustare il disturbo, che è la visione di 30, di 40 anni fa, che era diffusa socialmente, a una visione che via via, anche a livello di corpo sociale, anche nelle nuove generazioni in particolare, è andata a evolversi verso una visione diversa, più corretta, forse comprensiva della psicologia come un elemento di supporto al benessere, di produzione del benessere psicologico, soggettivo, familiare nei contesti organizzativi e quindi con una sfumatura maggiore, rielaborazione maggiore di quello che è l'ambito di intervento della psicologia, la possibilità di andare dallo psicologo anche per promuovere una situazione di benessere, per fare il punto in certi momenti della propria vita, per andare a costruire degli spazi che sono per sé e per prendersi cura di sé, anche in assenza, diciamo così, di una, tra virgolette, "psicopatologia", di una problematica grave, di una situazione che richieda un intervento strutturato. La psicologia quindi è vista come promozione del benessere, non solo come intervento sul, malessere acuto e strutturato. E quindi, mi fa piacere che anche dal tuo osservatorio, insomma, emerga una rappresentazione di questo tipo, insomma, che sta cambiando questa rappresentazione sociale. E in effetti è un po' al centro di quello che è anche il tentativo di questo ciclo di podcast che vogliamo proporre, in maniera molto aperta, cioè delle occasioni di incontro e di riflessione, con vari esperti che ci accompagneranno nel corso del prossimo periodo, nell'andare a tematizzare tutti quelli che possono essere dei punti di complessità nel percorso di vita di una persona o di una famiglia, dalle difficoltà che ci possono essere con i figli a scuola, con i figli adolescenti, alle difficoltà nei rapporti di coppia, le normali fisiologiche difficoltà o a volte le difficoltà più importanti, più significative, che impattano, in maniera pesante sulla qualità di vita di tutte le persone coinvolte, agli assetti legati alle perdite, alle sfide che la vita ci pone davanti in certi momenti, come le malattie, i traumi, le situazioni difficili che ci rendono a volte molto faticoso anche il quotidiano. E allora, abbiamo cercato proprio di fare questo, di costruire un percorso che aiuti a parlare informalmente, come dice il titolo del podcast, ma in maniera molto, solida di queste sfide esistenziali che ciascuno di noi si trova, questi intrecci esistenziali che ciascuno di noi prima o poi si trova ad affrontare e a navigare, in maniera più o meno intensa, più o meno complessa, per avere qualche spunto, per riflettere su come prenderci cura di noi e di chi sta intorno a noi. E di farlo appunto con questo stile, così informale, tant'è che abbiamo preso Nicolò Targhetta come testimonial del primo incontro
proprio volutamente. Stavi andando molto Stavo bene, andando molto bene. poi alla fine hai dovuto per forza. Certamente, tu chiami ovviamente una chiusura ironica come quella dei tuoi racconti, che non potevamo non citare in questo senso. Nel senso che veramente, come nei tuoi racconti, il nostro scopo è di accompagnare le persone a delle riflessioni che siano leggere nella forma, ma che aiutino magari a costruire uno spazio di pensiero serio, importante, alla fine, quando il racconto finisce, quando la puntata del podcast finisce, lasciare qualcosa che possa essere utile da rielaborare dentro di sé, che è una cosa che appunto i tuoi racconti fanno sempre, e cercheremo di essere simili, analoghi nel nostro ciclo di podcast. Nicolò, io ti voglio veramente ringraziare, insomma, per tutti i tuoi spunti e le tue riflessioni in merito. Noi continueremo appunto a pubblicare anche i tuoi racconti e andremo a tematizzare, ad accompagnare appunto queste riflessioni nel corso di quest'anno di attività insieme. Meno male, perché ero un po' preoccupato che dopo questo Questo- incontro la collaborazione sarebbe potesse- finita per sempre. Infatti mi sono cercato di mantenermi abbastanza sobrio. No, a parte gli scherzi, ti ringrazio tanto. Insomma, per me, come ripeto, per me è un onore che abbiate deciso di aprire questa serie di podcast con me e abbiamo fatto una chiacchierata quasi da adulti, cosa che mi ha stupito dall'inizio alla fine e insomma io auguro il meglio per questa iniziativa perché mi sembra molto bella e molto importante, ecco. Grazie mille Nicolò, davvero, grazie mille a te, grazie mille a tutti coloro che ci hanno ascoltato, grazie mille a tutto il team dell'organizzazione di questo ciclo, la dottoressa Catuccia Giordano, che è la nostra regista e consulente tecnica, la vicepresidente Fortunata Pizzoferro, che è la responsabile delle nostre attività di comunicazione, e tutto il consiglio che ha voluto portare avanti questa iniziativa di comunicazione pubblica. Ci sentiamo nelle prossime puntate, inizieremo appunto ad affrontare insieme questi temi in maniera informale ma solida. Buona giornata. È tutto per oggi con Informalmente, il momento di pausa che ci dedichiamo per scoprire come la psicologia può aiutare a navigare le sfide della nostra quotidianità e dei momenti importanti delle nostre vite. Siamo Luca Pezzullo, E Fortunata Pizzoferro. presidente e vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. Ti invitiamo ad ascoltare anche la prossima puntata, dove continueremo ad esplorare insieme il mondo della psicologia e dei suoi rapporti con la vita quotidiana. Ricorda, prenderti cura di te e delle tue emozioni è il primo passo verso il benessere. A presto!